FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Quick, they said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è l'appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti d'America. Cominciamo con le notizie, ovviamente avete visto a New York ha vinto il giovane Mamdani, un ragazzo di 33 anni musulmano, le primarie ovviamente del Partito Democratico. Un ragazzo che sta proponendo misure, possiamo dire, estreme per la città, addirittura è stato chiamato comunista, un comunista lunatico da parte di Donald Trump, che tra l'altro ha minacciato che in caso di sua vittoria toglierebbe i fondi a New York stessa. Un Mamdani musulmano che tra l'altro ovviamente essendo musulmano ovviamente ha deciso di sostenere la causa della Palestina, ma ha parlato anche ovviamente della città, che è la città più ricca del mondo nel paese più ricco del mondo, e quindi dovrebbero essere i newyorkesi aiutati per quanto riguarda gli affitti, però togliendo la possibilità ai miliardari di esistere in questa città. Sue parole, un Mamdani tra l'altro che ha promesso una serie di riforme per quanto riguarda i servizi pubblici, molto tra l'altro estreme, perché ha offerto tanti servizi pubblici gratuitamente, senza però parlare di come potrebbe ottenere i fondi, probabilmente tassando solo i più ricchi, tassando, come dice lui, tassando i quartieri che sono in mano ai ricchi e bianchi. Vedremo. Tra l'altro non ha ottenuto il sostegno diretto di tutto il Partito Democratico, perché in molti proprio del Partito Democratico americano parlano di un Mamdani che è troppo estremo e che probabilmente non vincerà le elezioni o la sua leadership. Nel caso vincesse le elezioni sarebbe troppo divisiva per il Partito Democratico. Quindi non è solo Donald Trump, non sono solo i repubblicani che sono brutti e cattivi, non hanno a cuore il bene dei cittadini, ma anche la stessa base del partito sembra contraria. E un'altra notizia per quanto riguarda i telefoni e non solo, i dispositivi elettronici. Ricorderete cosa successe con Huawei durante la prima presidenza Trump, con Trump che riuscì a bandire Huawei dall'utilizzo di servizi americani come quelli di Google e simili, quindi parliamo di servizi fondamentali anche per la stessa compagnia telefonica, che si è ripresa, sì, ma dopo tanti anni di difficoltà. La stessa cosa potrebbe accadere con OnePlus, che è un altro produttore cinese di telefonia, e una commissione composta soprattutto da un repubblicano, John Molenaar, e un repubblicano, Raja Krishnamoorthi, scusate per la pronuncia, ma hanno fatto notare che la sicurezza dei telefoni di OnePlus negli Stati Uniti potrebbe essere un pericolo per i consumatori americani. Quindi parliamo sempre di un importante produttore di telefoni che potrebbe soffrire della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti.
Stati Uniti che avevano, ricorderete lo scorso weekend, bombardato i siti nucleari iraniani. Ha definita una grande vittoria per Donald Trump, un Donald Trump che ha parlato proprio di una totale distruzione dei cosiddetti siti nucleari, ma erano venute fuori indiscrezioni da parte di fonti anonime, però dell'intelligence, che erano state pubblicate sia dal New York Times sia da CNN. Cosa è successo poi? Ci sono stati degli aggiornamenti, oltre alle conferme di Israele per quanto riguarda la distruzione dei siti nucleari, anche lo stesso ministro degli esteri iraniano ha denunciato il fatto che vi è stata una totale distruzione per quanto riguarda proprio i siti nucleari. Che lo abbia detto per far finire il conflitto, che lo abbia detto perché realmente sincero, questo poi sta a voi ascoltatori eh, decidere. La realtà in questo momento, secondo quanto tra l'altro riportano sia quindi Israele, Stati Uniti e anche Iran, è che i siti nucleari sono molto danneggiati, e non solo, perché Israele lo scorso weekend non ha fatto altro che togliere la vita a tantissimi ufficiali di alto livello, proprio iraniani, nei siti nucleari, e anche sono stati, quanto pare, tolti di mezzo, possiamo dire volgarmente in questo modo, anche scienziati che facevano parte del programma nucleare iraniano. Quindi parliamo di un azzeramento o comunque di una distruzione quasi totale dei siti nucleari, ma anche di una difficoltà che poi avrebbero nel riprendere il programma nucleare. Donald Trump, tra l'altro, ha dichiarato che in caso di una continuazione, di una ripresa del programma nucleare, non si farebbe scrupoli a bombardare una seconda volta proprio quei siti nucleari. E andando avanti con le notizie, anche perché questa settimana ve ne sono tante, avete visto, perché questa è una notizia che che è esplosa in tutto il mondo, la vittoria, tra virgolette, di Trump per quanto riguarda il giudizio della Corte Suprema, una Corte Suprema che ha vinto, che ha votato per una diminuzione ancora maggiore per quanto riguarda i giudici delle varie corti federali nel poter presentare i ricorsi contro gli ordini esecutivi del presidente. Quindi non è che vi è stato un annullamento totale della possibilità per i giudici di fare ricorso, ma le strade per accedere poi ai ricorsi si fanno sempre più difficili, o comunque, quindi possiamo anche dire, anche più, ci sarebbe anche più quindi legittimità nel bloccare un ordine esecutivo del presidente. Quindi che oggi sia Trump o che domani magari sia un democratico, vedremo cosa diranno in futuro i carissimi amici del Partito Democratico americano. Intanto è stato un Donald Trump che ha ricevuto molti elogi proprio per quanto riguarda come ha gestito la gestione del programma nucleare iraniano e del suo blocco da parte proprio dei leader NATO, ma l'altra grande vittoria per quanto riguarda l'amministrazione Trump è stata quella di aver portato la spesa per quanto riguarda la spesa militare per gli appartenenti all'alleanza NATO dal 2% per quanto riguarda il prodotto interno lordo del proprio paese al 5%. Quindi Trump ha assolutamente
dichiarato di spalleggiare gli stati europei per quanto riguarda la difesa, ma la difesa del continente inizialmente dovrebbe essere proprio in mano agli stati europei e non agli Stati Uniti d'America. Quindi parliamo di una cessione, tra virgolette, di responsabilità. Per quanto riguarda poi la Spagna, che aveva dichiarato di non poter arrivare al 5%, Trump ha parlato di una non possibilità per la Spagna di accedere gratuitamente a certi meccanismi di difesa se poi non partecipa alla spesa. Vedremo se si arriverà a un incontro, a un compromesso fra i due paesi, soprattutto perché Sanchez si sta dimostrando proprio ostile direttamente al presidente Trump. Quindi vedremo se le sue dichiarazioni sono realmente veritiere oppure se sono state fatte, eseguite solo per mettere in difficoltà il presidente degli Stati Uniti o solo per anche dargli contro alla fine. È importante, tra l'altro, l'altra notizia per quanto riguarda sempre la Corte Suprema, perché la Corte Suprema ha deciso anche che Donald Trump potrà bloccare la cittadinanza per quanto riguarda la nascita dei non cittadini americani proprio all'interno dello Stato a stelle e strisce, perché cosa succedeva? Che molti immigrati facevano nascere la propria prole, possiamo dire così, all'interno degli Stati Uniti proprio per ottenere la cittadinanza perlomeno per la figlia o il figlio e poter riuscire a rimanere all'interno del paese per la difficoltà poi di separare le famiglie. Cosa è successo? Oltre alla possibilità quindi del presidente di togliere questo ius soli, possiamo dire così, vi è anche la possibilità del presidente e quindi anche della polizia di frontiera di poter espellere quindi altri immigrati irregolari, soprattutto perché quello accadeva alla fine, che immigrati irregolari cercavano di introdursi in questo modo e di rimanere in questo modo all'interno dello Stato a stelle e strisce. Vi è anche la possibilità per Donald Trump di poter anche togliere tutti i divieti che ricorderete sono per quanto riguarda il servizio delle persone transgender proprio all'interno dei servizi armati, che i giudici federali avevano bloccato in tanti stati, ma con questa possibilità, con questi nuovi, non nuovi poteri, diciamo, nuovi permessi, nuove possibilità e più difficoltà che avranno i giudici nel poter bloccare nuovamente gli ordini esecutivi, vedremo anche che possiamo dire finalmente si arriverà anche a un dunque sulla questione di transgender nelle forze armate o nelle università e nelle prigioni per quanto riguarda gli Stati Uniti, che era un problema per quanto riguardava il dibattito pubblico, perché non si proseguiva in una direzione o nell'altra. Il leader supremo dell'Iran, avete visto che ha dichiarato che in caso di nuovi attacchi ai siti nucleari non si farà problemi a rispondere allo stesso modo contro le basi americane, tra l'altro chiamando anche la guerra con Israele, la breve guerra di 12 giorni con Israele, una grande vittoria per l'Iran. Vedremo se tra l'altro lo stesso paese rifletterà su questo oppure no, perché sembra che non rifletterà su questo. Perché vi dico questo? Perché nei funerali per quanto riguarda gli scienziati e i militari morti nei siti nucleari
sono stati riscontrati tanti iraniani che hanno manifestato gridando proprio morte a Israele e morte agli Stati Uniti. Quindi sembra che perlomeno la popolazione civile ai funerali non sembra in questo momento voler rinunciare al conflitto. E un'altra notizia per quanto riguarda invece l'immigrazione: Donald Trump vorrebbe riaprire Alcatraz come centro di smistamento per quanto riguarda gli immigrati irregolari e poter quindi finalmente anche avere un ulteriore asso nella manica per poter rinchiudere questi alieni, tra virgolette, che tra l'altro vengono chiamati da alcuni siti di informazione americani, e poter quindi anche poterli poi espellere senza che circolino senza problemi all'interno del paese. Un'altra notizia, possiamo dire così, un religioso molto importante iraniano ha dichiarato una fatwa contro Trump e Netanyahu, quindi un decreto religioso molto importante contro il presidente degli Stati Uniti e contro il presidente di Israele. Questo per dire che neanche l'Iran sembra una nazione molto pacifica. Non sembra che sia solo colpa quindi di Israele. E andando avanti con le notizie, parliamo anche di un Donald Trump che ha dichiarato che finalmente gli Stati Uniti, dopo aver avuto un presidente come Joe Biden e una vicepresidente come Kamala Harris e altre persone all'interno dell'amministrazione che non erano stupide, ma avevano cattive intenzioni, quindi contro gli stessi Stati Uniti, hanno finalmente con lui un presidente che è riuscito a far ritornare gli Stati Uniti come superpotenza mondiale rispettata in tutto il mondo. Quindi vedremo tra l'altro se sarà così, ma avete visto le immagini e le dichiarazioni al summit della NATO. È stato incensato sia da Mark Rutte, il leader NATO, il segretario della NATO, ma non solo, ci sono stati tanti altri leader che hanno appoggiato il modus operandi di Trump per quanto riguarda la politica internazionale degli Stati Uniti. E un'ultima notizia in chiusura, proprio per quanto riguarda l'Iran, è stato bloccato in Senato negli Stati Uniti una legge dei democratici che voleva bloccare ogni possibilità del presidente degli Stati Uniti di poter attaccare l'Iran successivamente. Quindi diciamo sono scongiurate le notizie per quanto riguarda un'entrata in guerra degli Stati Uniti, ma è stata anche scongiurata la possibilità per lo stesso Iran di poter riprendere a spadroneggiare in una zona che è fin troppo turbolenta e che potrebbe dare anche fastidio agli alleati. Questo fanno gli alleati l'un con l'altro, si spalleggiano, e potrebbe dare fastidio agli alleati israeliani. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, una buona giornata e una buona settimana a tutti. We attempted to form a